Eccolo il piccolo Lucky, il cagnolino della turista Monica Grimm, fuggito durante l'accoltellamento della padrona e oggetto per 2 giorni di ricerche a tappeto in tutta Chioggia. Ripresasi dall'aggressione, uno dei primi pensieri di Monica era stato proprio per lui. Non tornerò in Germania senza Lucky, aveva detto al sindaco Mauro Armelau dal letto di ospedale. E Lucky è ricomparso nel giardino della casa di riposo di Chioggia. Gli operatori che smontavano praticamente dalla notte lo hanno visto in quell'angolo del nostro giardino e quindi insomma sono stati molto attenti perché tutti si erano È mobilitati stata una cercando. mobilitazione Sì, enorme. sì, ma tutti erano attenti, tutti parlavano insomma di questo animale che si cercava e quindi ha trovato rifugio qui, probabilmente comunque un posto relativamente tranquillo e gli operatori sono stati molto attenti e bravi, ecco, ad Anche perché era accorgersi. spaventatissimo. Sì, era spaventato, era proprio lì in angolo. Nelle 2 giornate di fuga, Lucky ha girovagato in un'area d'al raggio di poco più di mezzo chilometro. Per ritrovarlo si erano alzati in volo anche dei droni e proprio da un'osservazione dall'alto, per quanto casuale, da una finestra dello stabile, è stato avvistato e riconsegnato alla sua famiglia. Era proprio il Che momento ora era? era intorno alle 7, 6 e tre quarti, era il momento del cambio del turno. Quindi L'ho c'è visto stato un dalle po' di finestre. movimento. Dalle finestre qui proprio della nostra struttura hanno notato questo cane, insomma, che era E a lì quel in punto hanno angolo avvisato le e forze. subito hanno avvisato l'APA e chi è venuto a curarlo, insomma, a prenderlo.